Presso la Biblioteca La Rocca di Agrigento un convegno organizzato dalla rivista Segno su Pirandello e la cultura del Novecento. La manifestazione, voluta dal Centro Culturale Pierpaolo Pasolini, ha visto la partecipazione di Tano Siracusa, di Settimio Biondi e di Donnino Fasulo. Il coordinamento è stato curato da Gaetano Gucciardo. Ampio il dibattito che si è registrato nel corso dell'evento. Abbiamo fatto questo fascicolo della rivista Segno su Pirandello, che è un grande siciliano, un grande italiano, un uomo della scrittura, insomma ha scritto tanto sulla vita di Agrigento, sui personaggi che ci sono, insomma, ed è uno dei grandi del Novecento. Poi viene da dire che ecco, io ho colto personalmente, ho fatto una lettura di un suo dramma che è La ragione degli altri, dove c'è un aspetto riccamente teologico, perché il personaggio di questo dramma, che è Elena, la madre della bimba, che riesce a donare la bimba a Livia, che desiderava una bimba e che non poteva averla, insomma. Ecco, quella donna riesce a donarle la propria figlia. Io credo che sia un po' qualcosa che fa pensare al gesto di Dio. Anche Dio ha donato il suo figlio, il verbo di Dio, l'ha dato all'umanità. Quindi la generosità di Dio è rappresentata dal gesto di questa donna nel dramma di Pirandello. Pirandello dunque è uno che implicitamente, non sappiamo bene perché lui non ha scritto altro di direttamente teologico, allora Pirandello ha capito questo gesto umano che è legato, probabilmente, insomma, è pensabile, è legato al gesto di Dio. Ho voluto dare un contributo alla pubblicazione di questo volume interamente dedicato a Pirandello. Esce sul numero di questo mese dalla rivista Segno di Palermo, prestigiosissima perché è una delle più autorevoli riviste italiane. Ho voluto dare un contributo circa una illustrazione storica del periodo in cui visse e operò Pirandello, in cui principalmente nell'ambiente familiare e culturale in cui ebbe i natali. Credo che la serata di questa sera, per quanto non raggiunta da un gran pubblico, ma soltanto da un pubblico scelto ed elitario, sia stata un'occasione perduta per gli agrigentini. I contributi degli iscritti che compongono il volume sono da tenere assolutamente presente per chi voglia approfondire, al di là degli schemi folclorici o municipalistici, la figura di Luigi Pirandello. Quindi sono felice che una rivista così prestigiosa abbia voluto dedicare al nostro grande concittadino questo omaggio, questo momento di attenzione. Sarei altrettanto felice se gli agrigentini incominciassero sul serio a leggere Pirandello e ad apprezzare Pirandello nella sua grandezza, e quindi anche a rendersi conto della grandezza della letteratura europea di contorno e a fare un salto di qualità nei confronti di una problematica che non è soltanto cittadina, ma è assolutamente europea e universale.